da un lato gli obiettivi del piano devono essere quelli di diversificazione delle fonti, ma d'altra parte è necessario anche promuovere l'utilizzo delle risorse che abbiamo nel nostro Paese, e la regione siciliana ha soprattutto delle risorse che sono costituite dal petrolio, meno dal gas. Diciamo, per quanto riguarda il petrolio, la Sicilia ha un ruolo di un certo rilievo nel contributo alla produzione dentro l'Interland di olio greggio. Non è eccessiva questa produzione, però va valorizzata e è possibile non danneggiare l'ambiente. La regione siciliana, devo dire che al riguardo è stata molto attenta, perché anche per le questioni legate alla sua autonomia per ciò che riguarda lo statuto, ha sviluppato un disciplinare in cui sono previste tra l'altro delle misure di compensazione secondo regole precise. Le amministrazioni locali ne possono ricevere dei concreti benefici anche economici, con delle misure di compensazione che sono abbastanza precisate nell'ambito di questi disciplinari, che rappresentano un pochettino un'iniziativa che si può dire il fiore all'occhiello per quanto riguarda le amministrazioni regionali, perché la Sicilia è stata la prima regione d'Italia che ha sviluppato questi disciplinari appositi per le misure di compensazione e per organizzare un certo discorso che riguarda la disciplina di queste estrazioni di idrocarburi. Il piano energetico consiste di una presa d'atto di certe situazioni che ci sono in Sicilia. La presa d'atto è di situazioni che praticamente rappresentano il tessuto industriale della Sicilia, che è caratterizzato dalla presenza dell'industria petrolchimica e della raffinazione. L'ho detto, c'è il 40% della raffinazione nazionale, con impatti che sono notevoli. Nel momento in cui si discute per esempio di riduzione delle emissioni di carbonio, bisogna avere chiaro un fatto: che le attività di raffinazione che abbiamo nella Sicilia fanno parte di una strategia che è globale, non solo a livello di Unione Europea, ma a livello globale, mondiale. C'è per quanto riguarda il downstream che comincia a valle, diciamo, dell'estrazione, perché si devono preparare questi prodotti petroliferi. C'è una carenza di impianti a livello mondiale, perché tra l'altro tutte quelle iniziative che sono state fatte quando si diceva facciamo i semilavorati nelle zone dove ci sono i pozzi petroliferi, adesso non c'è più, perché con tutte le guerre, le cose che ci sono state, hanno distrutto tutto. Allora c'è questo discorso e si percepisce a livello di statistiche mondiali che per poter garantire gli approvvigionamenti energetici che sono fondati fino al 2030 sulle fonti fossili, piaccia o non piaccia, c'è bisogno di garantire anche queste attività di raffinazione, quindi è impensabile che si possa riuscire a livello di politiche regionali a dire chiudiamo le raffinerie. Questo ci deve essere chiaro.